sono previsti dei testi, se non erro, ai medici legali, giusto? Il CT Maria Chiara David, che ha fatto la consulenza chimico-tossicologica, e i medici legali. Io comincerei proprio da lei, dato che è più breve. Va bene. Ci sono consulenti delle parti, tossicologi? No. Benissimo, dottoressa, si accomodi. Deve dare... Ah sì, diamo atto che è presente il consulente delle parti civili. Mi ricorda il suo nome, dottore? Enrico Marinelli, professore Enrico Marinelli. Buongiorno, Presidente. Deve dare lettura della formula che trova. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Buongiorno, sono la dottoressa Maria Chiara David. Diamo atto che la signora Galati si allontana dall'aula. Sì, grazie. Allora, dottoressa, sono la presta il dottoressa... consenso per le riprese? Sì, sono la dottoressa Maria Chiara David, sono nata a Sara 9 gennaio 80, sono un patologo clinico, specialista in patologia clinica, dottore in scienze forensi, sono laureata in biologia e lavoro come tossicologo forense per la Procura di Roma e altre procure e attualmente sono affiliata presso la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato. Grazie. Mi è stato conferito l'incarico dalla dottoressa Plastina per gli accertamenti tossicologici. Grazie. Prego, pubblico ministro. Buongiorno, Sì, buongiorno. Può spiegare che tipo di incarico le è stato dato e quali sono stati i risultati? Sì, allora guardi, io sono stata incaricata il 26 ottobre del 2019, mi è stato conferito un incarico, posso abbassare la mascherina? Grazie. Chi parla può toglierla. In cui il quesito mi veniva richiesto di accertare se nei fluidi biologici prelevati dalla salma di Sacchi Luca fossero presenti sostanze tossiche esogene, indicandone eventualmente qualità e quantità, nonché quant'altro poi sarebbe stato utile alle indagini. Ove io ritenessi necessario potevo procedere ad accertamenti sui campioni prelevati in sede di accesso in pronto soccorso presso l'ospedale San Giovanni. Il 28 di ottobre mi sono stati consegnati dal consulente medico legale incaricato, il dottor Magliese, dei campioni che sono stati prelevati dal cadavere di Luca Sacchi e questi campioni sono costituiti da un coagulo di sangue prelevato in sede di ematoma cerebrale, un campione di peli prelevati rasocute dalla regione del pube e un campione di capelli prelevati invece sulla sede nucale abbastanza corti, di circa 1-2 centimetri. Il 30 ottobre, quindi 2 giorni dopo, invece ho avuto l'autorizzazione per prelevare i campioni che erano stati prelevati in sede di accesso in pronto soccorso all'ospedale San Giovanni, perché sono stati eseguiti dei prelievi di sangue e di urina appena il ragazzo è arrivato in ospedale. Questi campioni erano costituiti da una provetta di liquido organico di sangue residuato dalle analisi che sono state eseguite per la batteria di biochimica clinica, una provetta di liquido sempre di sangue che sono state, la prima provetta è stata prelevata il 23/10 alle ore 23:55, quindi è proprio il primo prelievo eseguito. Successivamente alle 4:46 è stato eseguito un secondo prelievo di sangue e in più avevo la disponibilità di una provetta di urina prelevato invece alle ore 10:26 del 24 ottobre. Io ho eseguito gli accertamenti tossicologici che hanno consistito in una analisi preliminare di screening utilizzando delle tecniche monocliniche che ci servono in qualche modo ad orientarci e ho avuto esito negativo per la maggior parte delle classi di sostanze di abuso. Poi ho eseguito gli accertamenti tossicologici in spettrometria di massa
sostanza per gli approfondimenti del caso, e anche questi accertamenti hanno dato esito negativo. In più ho eseguito delle ricerche mirate volte alla determinazione dei principi attivi della cannabis, quindi di preparati a base di cannabis, in particolare del tetraidrocannabinolo e dei metaboliti che si producono, diciamo, in un soggetto assuntore, e anche questo accertamento ha dato esito negativo, per cui per quanto riguarda gli accertamenti che ho eseguito non ho riscontrato la presenza di sostanze tossiche esogene sui campioni prelevati in pronto soccorso. Poi non ho eseguito agli accertamenti sui peli, che li ho mantenuti in custodia poi per eventuali diciamo, analisi disposte se dovessero servire degli approfondimenti in sede. Ha fatto anche la ricerca dell'alcol etilico? Sì, anche l'alcol etilico è risultato negativo, quindi io ho lavorato sui primi prelievi eseguiti subito dopo diciamo, l'evento. Quindi in sintesi non ha trovato tracce nei campioni che lei ha analizzato di consumo di sostanze alcoliche o tossicologiche, quindi sostanze stupefacenti? No. Non ho altre domande. Ci sono domande delle parti civili? No. Dei difensori degli imputati? Nessuna domanda? La Corte ha domande? No. Grazie, dottoressa, può andare. Ha bisogno di un'attestazione? No, niente, grazie mille. Allora, la relazione dovrebbe già essere in atti, sì, quindi questa non la produco, poi produrrò invece l'originale della medico-legale. Quindi chiamo a deporre il CT Agnello Maiese. Sì. No, sono quelle due che sono un po' staccate. In fondo è possibile staccarvi un pochino le due signore, mantenere il distanziamento, quindi una stadia sì e una no, grazie. Buongiorno dottore. Buongiorno. Deve dare lettura della formula, declinare le sue generalità e la qualifica. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sono il dottor Agnello Maiese, specialista in medicina legale con affiliazione presso l'Istituto di Medicina Legale di Pisa, dove sono ricercatore di tipo B. Grazie. Allora può togliere la mascherina perché... Sì, presta il consenso sì. Per le riprese, sì. Può levare la mascherina che deve parlare, prego pubblico ministero. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei è stato incaricato di fare l'esame autoptico sul cadavere di Luca Sacchi. Ci può riferire alla Corte quali sono stati gli esiti degli accertamenti da lei svolti? Okay. Il 26/10 sono stato incaricato dalla dottoressa Plattina di effettuare l'autopsia sul Luca Sacchi per valutare sia l'epoca nonché i mezzi del decesso e soprattutto la presenza di possibili eventuali traumi riconducibili a segni di colluttazione. L'autopsia è stata fatta in data 28/10 alla presenza dei CT di parte del professor Marinelli e del professor Oliva. La lesività, allora, a livello cranico c'era la presenza di una lesività riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco, con la presenza appunto di una soluzione di continuo che si trovava a livello della regione frontotemporale destra, di forma ovalare e a circa 178 cm dal piano calcaneare. Questo era configurabile in considerazione delle caratteristiche morfologiche, la presenza dell'orletto, la presenza di margini introplessi ad un foro d'entrata, una soluzione di continuo riconducibile quindi ad un foro di entrata di un colpo d'arma da fuoco. Mentre a livello della regione occipito-parietale, a sinistra della linea mediana, vi era la presenza di un'ulteriore soluzione di continuo che per caratteristiche morfologiche era invece classificabile come una ferita da colpo d'arma da fuoco, ovvero un foro di uscita, perché non presentava alcun orletto ecchimotico escoriato, nonché l'estroflessione dei margini, e quindi si era formato un tramite dalla regione frontale a quella occipitale. Allora, andiamo perché
Lei ha detto molti termini tecnici, io li vorrei far capire anche a noi che non siamo medici. Quindi se possiamo cominciare anzitutto a dare anche le nozioni generali su come si individua un foro di entrata di arma da fuoco. Le caratteristiche, è fondamentale allora innanzitutto dire che le caratteristiche tra un foro di entrata e uno di uscita si basano soprattutto sulle caratteristiche macroscopiche nonché su quelle istologiche. A livello macroscopico la differenza sostanziale tra un foro di entrata ed uno di uscita è rappresentato dalla presenza di un cosiddetto orletto echinotico escoriato, ovvero nel momento in cui il proiettile entra a livello della cute, ovvero si inguaina nella cute, determina una compressione e una lacerazione dei tessuti, comportando quindi lo sviluppo di uno stravaso emorragico e quindi una contusione e quindi lo sviluppo di questo orletto echinotico escoriato. A seguito quindi dell'invaginazione del proiettile si determinano dei margini che risultano essere introplessi, quindi rivolti verso l'interno. Questa è la principale differenza tra lesione di ingresso e lesione di uscita, in quanto la lesione di uscita non presenta alcun orletto echinotico escoriato e soprattutto i margini risultano essere estroplessi. Inoltre ulteriori caratteristiche possono essere rappresentate dalle dimensioni normalmente del foro d'ingresso rispetto a quello d'uscita. Il foro d'ingresso, soprattutto se il colpo è sparato da lontano, presenta normalmente delle dimensioni più piccole rispetto al foro d'uscita. Questo perché successivamente alla penetrazione del proiettile all'interno della cavità corporea, il proiettile perde la propria stabilità, quindi può ruotare e nel momento dell'uscita può determinare una lacerazione molto più grande rispetto a quella che si determina quando entra a livello del corpo. Questo è il quadro macroscopico. Il quadro microscopico consente di rilevare la presenza in entrambi i casi comunque di infiltrazioni eritrocitarie a livello dei tessuti, del derma o delle strutture muscolari sottostanti, ma soprattutto permette di valutare la presenza sempre dell'introflessione dei margini nel momento in cui nei fori di ingresso e l'estroflessione nei fori di uscita. Senta. Ora io vorrei seguire anche, perché viene meglio per tutti, l'ordine che lei ha seguito nella relazione di consulenza tecnica, quindi questo sicuramente che ha riferito è il dato più importante, però vorrei ripercorrere insieme a lei come ha ricostruito le ultime ore di vita di Luca Sacchi dalla documentazione sanitaria acquisita. Allora, dalla documentazione sanitaria Luca Sacchi entra il giorno 23/10/2019 alle ore 23:38 presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Viene trasportato appunto, giunge con i mezzi del 118 per una verosimile ferita d'arma da fuoco a livello cranico. Sì, sto vedendo la relazione, sì. Al momento dell'ingresso il soggetto presentava già delle condizioni generali che risultavano essere gravissime dovute alla lesione cranica, ovvero presentava un GCS3. Il GCS rappresenta normalmente una scala di valutazione per le condizioni neurologiche del soggetto, va da 0 a 15 e il 3 rappresenta praticamente configura delle condizioni gravissime a livello cerebrale. 0 è la più grave, 0 è la più grave, 15 è normalmente la facoltà normale di un soggetto a livello, con normali capacità neurologiche. Quindi 3, essendo prossimo all'ora, vuol dire che aveva pressoché nulle capacità neurologiche. Non rispondeva praticamente a nessun tipo di stimolazione dal punto di vista nervoso. Viene immediatamente eseguita un attack total body, soprattutto a livello cranico, dove mostra la presenza di un'emorragia subarachnoidea diffusa, un'emorragia subdurale, nonché la presenza di un edema cerebrale. Ecco, se può spiegare queste... Allora, il cervello contenuto all'interno della scatola cranica presenta appunto delle leptomeningi, ovvero è avvolto da strutture di tessuto che lo avvolge.
Queste sono le leptomeningi a livello, sono in diretta continuità con l'encefalo, e poi c'è la dura madre che è in contatto con le leptomeningi cerebrali. Quando si sviluppa un trauma, in base all'intensità del trauma, si possono avere delle emorragie fra questi foglietti e che determinano appunto un effetto di compressione e quindi delle alterazioni dal punto di vista neurologico. Sicuramente in questo caso, come si vede anche a livello dell'attacco al momento dell'ingresso, il soggetto presentava anche un emoventricolo, quindi dovuta all'accumulo di sangue all'interno dei ventricoli cerebrali, che determinavano quindi una compressione. Inoltre, a seguito della dissipazione, a causa dell'energia cinetica e della dissipazione dell'energia cinetica che è propria del proiettile, si determinavano anche delle multiple aree di contusione cerebrale, ovvero delle multiple aree di emorragia intraparenchimale. Tutto ciò comportava quindi lo sviluppo come reazione dal punto di vista a livello fisiopatologico, lo sviluppo di un edema cerebrale. L'edema cerebrale praticamente è il rigonfiamento conseguente all'insulto traumatico che l'encefalo mette in essere. Questo ha comportato la necessità da parte dei neurochirurghi di tentare un tentativo di decompressione, tant'è che Luca Sacchi viene trasportato in sala operatoria, dove tentano appunto tentano un intervento chirurgico vicino al foro d'ingresso per tentare di decomprimere questo ematoma, ma con scarsi risultati, in quanto il trauma determinato dal passaggio dell'ogiva era di rilevante entità, tale da portare nel giro di poche ore ad una morte cerebrale che successivamente è stato quindi riunito il collegio per la morte cerebrale e quindi che è esitato quindi nell'accertamento della morte del soggetto. Senta, e oltre a questo versamento massiccio di sostanze ematiche all'interno del cranio di Sacchi, leggo dalla documentazione sanitaria in atti anche la presenza di numerose fratture. Ci può spiegare la natura di queste fratture? La natura è da ricondurre all'ingresso appunto dell'ogiva, al contatto dell'ogiva con la teca cranica. Nel momento in cui il colpo è stato, l'ogiva è entrata a contatto con la teca cranica, ha sprigionato, ha rilasciato energia cinetica che ha determinato sia il foro d'ingresso che si vede all'interno della teca, ma soprattutto la presenza appunto di numerose fratture craniche che hanno interessato addirittura anche strutture molto distali, come ad esempio a livello delle mastoidi bilateralmente, il tetto orbitario, nonché presentava anche una frattura a livello della base cranica anteriore, quindi qui praticamente. Questo perché sì, da parte qui, ok, sì. L'etmoide, la porzione dell'etmoide, la base cranica anteriore, perché si è dissipata completamente l'energia cinetica che il proiettile aveva nel momento in cui ha attinto il soggetto. Quindi la morte sopraggiungerà in poche ore. In poche ore, sì. È stato attivato il collegio della morte cerebrale perché non aveva più stimoli, non aveva più riflessi, e quindi si è proceduta alla monitorizzazione per 6 ore, dopodiché il collegio ha decretato la morte cerebrale del soggetto, tant'è che è stato sottoposto ad espianto il signor Sacchi. Quindi ha donato tutti gli organi. All'autopsia era presente soltanto l'encefalo, quindi è stato possibile valutare come organo la presenza esclusivamente dell'encefalo. Bene, ora andiamo a quanto appurato tramite ispezione esterna. Già qualcosa ce lo stava dicendo relativo ai fori d'ingresso, però se può appunto completare quanto rilevato a seguito di ispezione esterna. Allora, oltre alla presenza appunto di lesioni riconducibili
all'azione dell'ogiva a livello del cranio e alla presenza appunto dei correlati, ad esempio la presenza di otorragia e la presenza di ampi ecchimosi a livello latero-cervicali, che sono sempre riconducibili all'azione dell'ogiva. Ecco, se può indicare, quando parla di ecchimosi latero-cervicali, dove si collocano, quindi sotto l'orecchio, bilateralmente, le parti laterali del collo. Perché già la TAC obiettivava la presenza appunto di fratture delle mastoidi, ovvero qui, quest'osso qui, dietro le orecchie, e quindi ha determinato lo sviluppo di questo stravasio emorragico di questi ecchimosi. L'otorragia è tipica e anche la rinorragia sono tipiche delle fratture della base cranica, sia media che anteriore. Oltre a questa lesività vi era la lesività appunto a livello di maggiore interesse dal punto di vista forense, era quella presente a livello del terzo medio superiore del braccio sinistro, ovvero qui, sulla superficie anterolaterale, dove la parte superiore del braccio sinistro, sulla superficie anterolaterale vi era la presenza di un complesso ecchimotico con dei margini sfumati che presentava una forma irregolare e di un colorito rosso violaceo e delle dimensioni 11x5. Un'ulteriore lesione... Ecco un attimo, io prima vorrei soffermarmi su queste appunto ecchimosi che lei osserva. Ora, vorrei fare un appunto sul colore, quindi io ho qui le foto a colori e lo vedo chiaramente, magari se già se mi autorizzano posso produrre i rilievi fotografici così che la Corte possa vedere Poi fa parte della produzione documentale odierna, avevo preparato anche un indice, però anticipo questi. Ecco, normalmente gli ematomi, almeno per quella che è la mia rudimentale conoscenza medica, inizialmente assumono un colore rosso-violaceo, dopodiché allora le ecchimosi hanno una fase cromatica in base all'epoca di insorgenza. Ecco, se può relazionare bene in ordine a questo aspetto. Allora, per la datazione delle ecchimosi, la datazione si basa su due aspetti, uno di tipo macroscopico e uno di tipo istologico. Quello macroscopico ovviamente risente di alcune limitazioni, ad esempio dopo 5-6 giorni il colore delle ecchimosi solitamente è un colore rosso violaceo, per poi andare incontro ad una modificazione intorno al sesto-settimo giorno, dove assume un progressivo viraggio di colore da giallino a marrone, per poi successivamente andare incontro ad una completa quindi scomparsa. La modificazione del colore delle ecchimosi è dovuta praticamente alla trasformazione dell'emoglobina, alla presenza del ferro che quindi viene praticamente trasformato e che ne determina la modificazione del colore. Ovviamente la vitalità delle lesioni, soprattutto, è fondamentale l'esame istologico, come è stato eseguito in questo caso. A livello istologico permette una datazione un timing molto ridotto, cioè l'organismo risponde all'insulto in maniera, con delle modificazioni di tipo più o meno standard, quindi una prima fase avremo la raccolta eritrocitaria senza reazione da parte del sistema immunitario, ovvero non ritroveremo la presenza di granulociti. Successivamente c'è, dopo circa 24 ore, la presenza di neutrofili, di granulociti neotrofili con un'iniziale presenza di fibrina, dopodiché avremo i macrofagi e infine i fibroblasti. Nel caso di specie l'esame istologico ha messo in evidenza esclusivamente degli stravati eritrocitati senza una reazione infiammatoria. Questo significa che l'organismo non è stato in grado di attivare i processi di riparazione e di infiammazione acuta, e quindi è una lesione di tipo recente che può essere valutata prima inferiore alle 24 ore, 24-12 ore. Inferiore alle 20...
Ora, però volevo ancora fare riferimento al lato macroscopico, perché quello istologico ce la colloca nel tempo, quello macroscopico ci fa anche capire l'entità di questa lesione e contusione, ecco, non mi veniva il termine. Questo perché, allora, la parte che vediamo qui, appunto colorata in rosso violaceo, corrisponde al colpo oppure è conseguenza di un'espansione dell'ematoma? È conseguenza anche di un'espansione, sì, perché il soggetto comunque ha avuto una sopravvivenza seppur limitata e quindi il sanguinamento comunque è continuato nel tempo. Ovviamente in caso di lesioni da mezzo contundente si parla di compatibilità delle lesioni con il mezzo utilizzato. È importante però sottolineare che oltre alla valutazione dal punto di vista all'esame esterno macroscopico, le lesioni, questo tipo di lesioni sono state indagate anche a livello autoptico con una sezione, e si è visto che l'infiltrazione, l'emorragia non interessava esclusivamente le strutture cutanee superficiali, ma interessava addirittura i piani profondi muscolari fino ad arrivare al livello periosseo. Quindi sono delle lesioni che hanno determinato un importante sanguinamento, e per determinare un importante sanguinamento devono essere determinate da una rilevante forza viva. Quindi le lesioni riscontrate sulle braccia di Luca Sacchi erano compatibili con uno o con più colpi? Con più colpi, perché ha due tipi di lesioni a livello Luca Sacchi, c'ha uno a livello del braccio del terzo superiore, terzo medio superiore del braccio sinistro, e uno a livello del gomito destro, che sono delle lesioni compatibili con dei colpi ricevuti da un mezzo contundente. Ecco, ma è possibile determinare il tipo di mezzo contundente? Il tipo no, la compatibilità, ecco. Quindi sicuramente si deve fare una necessaria premessa: i mezzi contundenti non è possibile effettuare una classificazione dei mezzi contundenti, bensì si parla di mezzo contundente, sono tutti quei mezzi che non hanno un taglio o una punta, non sono capaci di determinare lesioni da taglio o da punta. Detto ciò, si suddividono in mezzi contundenti naturali, quali possono essere i pugni oppure il calcio, oppure di mezzi non naturali, quindi di offesa, come il manganello o ad esempio un bastone. Ovviamente in questo caso non può essere riconducibile alle azioni di un calcio, perché la collocazione topografica, anche in considerazione della struttura, dell'altezza del soggetto, era un soggetto molto alto, essere attinto da un calcio all'impiedi è molto difficile. Per questo motivo può essere compatibile con l'azione quale ad esempio un bastone, questo tipo di lesioni, in considerazione sia del tipo di dall'assenza di escoriazione, quindi si può escludere un mezzo contundente che abbia caratteristiche escorianti, quindi deve essere a superficie liscia e con appunto una superficie non molto estesa, quindi non può essere certamente riconducibile ad un piano perché avrebbe determinato un'ecchimosi molto più ampia. Andiamo ora, su questo punto, ma per il tipo di contusione che lei ha osservato, potrebbero essere state provocate dalla caduta comunque successiva al colpo d'arma da fuoco? Allora, c'è da fare una premessa anche in questo caso. Normalmente quando, in questo caso soprattutto, in cui il soggetto ha avuto una sopravvivenza, ma ci sono anche numerosi ad esempio articoli scientifici al riguardo, se il colpo d'arma da fuoco non attinge i centri vitali, ovvero il tronco encefalico che si trova qui, che sono i centri del respiro, non
non si ha un'immediata perdita delle capacità, un'incapacità motoria, ma bensì si ha comunque, seppur ridotti i riflessi motori, il soggetto presenta comunque non una completa perdita di coscienza. Detto ciò, in questo caso il tipo di estensione e soprattutto il fatto che Sacchi non sia caduto a terra, ma si sia verosimilmente accasciato a terra, può permettere di dire che non possono essere riconducibili alla caduta a terra. Inoltre l'esame esterno in tutto ciò è avvalorato dall'esame esterno, che ha permesso di individuare delle lesioni a livello della regione posteriore, ovvero a livello scapolare di sinistra, a livello del toidea di sinistra, a livello della superficie posteriore del braccio di sinistra, come il polo di urto da parte a terra da parte del signor Sacchi. Quindi Sacchi è caduto con questa parte, mai e mai sarebbe potuto cadere sulle braccia. Sulla spalla, sì, anche perché questo ben si colloca nella dinamica in cui il colpo d'ingresso era qui, quindi per trasferimento dell'energia cinetica ovviamente deve accasciarsi sulla parte sinistra, non può accasciarsi quindi sulla parte destra. Cioè l'energia cinetica, il proiettile entra qui, entra sulla destra, esce sulla sinistra, sì. Quindi io per forza, per un movimento di tipo per il trasferimento dell'energia cinetica io devo assumere, deve essere sulla parte sinistra, ecco, non posso andare sulla parte destra. Sì, ora ne parleremo bene perché volevo ricostruire cronologicamente il tipo di colpi che ha ricevuto Luca Sacchi. Quindi Luca Sacchi riceve questi colpi, si para con le braccia, cade e viene poi, appunto, come già aveva anticipato, colpito da un colpo d'arma da fuoco. Ecco, può riferirci? Già ce lo ha accennato come ha individuato i fori di entrata e di uscita, ora volevo parlare bene del tramite. Ecco, anzitutto si può dare la definizione di tramite. Il tramite sarebbe in pratica la cavità virtuale che si viene a creare a seguito del passaggio dell'ogiva all'interno del viscere. Normalmente in caso di colpi d'arma da fuoco si può avere ad esempio un fondo cieco, ovvero che vi è l'ingresso e non vi è l'uscita, oppure si determina un tramite con la presenza di un ingresso ed un'uscita. In questo caso il tramite abbiamo una collocazione topografica si basa sulla collocazione topografica del foro d'ingresso e del foro d'uscita. In questo caso abbiamo un ingresso che si trova a livello della regione frontotemporale di destra, con un'uscita invece che si ritrova a livello occipitale di sinistra. La lesione occipitale si trova rispetto a quella a livello frontale leggermente superiormente, quindi nella fattispecie l'uscita si trova a 181 cm dal piano calcaneare, mentre l'ingresso si trova a 178, quindi vi è tra l'entrata e l'uscita di circa 2 cm. Questo determina 178,5. Quindi 2 centimetri e mezzo. Sì, 1,5. No, 2,5, 170, 170. Sì, 2,5, 181. E il colpo quindi in base a questi rilievi è stato sparato dal basso verso l'alto, avanti indietro e da destra verso sinistra. Nel corso il tramite ha determinato quindi la presenza di una lesione rotondeggiante a livello del cranio e poi la presenza appunto di una lesione della dura madre e delle lesioni cerebrali tali da determinare appunto un tramite dal passaggio dall'emisfero di destra all'emisfero di sinistra per uscire a livello occipitale di sinistra. Senta, ha potuto osservare o meno la presenza di proiettili secondari? No.
Quindi non ha rinvenuto nulla, c'erano dei frammenti di osso nel tramite, però non c'erano null'altro, ecco. Quindi la traiettoria che lei ha potuto ricostruire anche mediante gli esami istologici autoptici è quella è unica, è una traiettoria unica. È abbastanza evidente anche poi, noi abbiamo fissato l'organo intero, l'encefalo intero, per ricostruire in maniera adeguata il tramite, e il tramite si vede in maniera come unico, in maniera molto chiara nelle sezioni effettuate dell'encefalo. A supporto di questo vi sono anche le immagini radiologiche che sono state ricostruite e permettono appunto di vedere un unico tramite con direzione basso-alto, destra-sinistra, avanti-indietro. Senta, il tipo di colpo e il tipo di regioni attinte da questo colpo, se può spiegare l'effetto immediato che fanno su una persona. Lei ha parlato, è arrivato in ospedale in stato di GSC3, quindi se può spiegarcelo meglio appunto. Allora, ovviamente dobbiamo comprendere che il proiettile è dotato di rilevante energia cinetica, oltre alle lesioni dirette che determina, ovvero dovute al proprio passaggio, determina durante il proprio passaggio determina appunto il rilascio di energia cinetica. Questo comporta lo sviluppo di lacerazione dovuta ad un'azione diretta da parte appunto del proiettile, comportando lo sviluppo di lacerazione delle strutture parenchimali, e delle lesioni cosiddette indirette, cioè l'energia cinetica che viene dissipata comporta appunto lo sviluppo di aree di contusione ed aree anche di emorragia dovuta alla rottura delle strutture vascolari date dall'energia cinetica. In questo caso abbiamo avuto quindi l'azione diretta e l'azione indiretta dovuta all'energia cinetica molto elevata del proiettile, con lo sviluppo delle lacerazioni a livello cerebrale del parenchima cerebrale, lo sviluppo di emorragie subaracnoidee e subdurali e lo sviluppo appunto di un emotetraventricolo, ovvero la raccolta di sangue all'interno appunto delle cavità craniche, e inoltre delle lesioni cosiddette indirette dovute a delle aree di emorragie lontano anche dal tramite, che si sono determinate per la dissipazione dell'energia cinetica, quindi con varie aree di emorragia intraparenchimale. È un quadro molto complesso che quasi sempre determina la morte del soggetto. Ecco, ma la mia domanda era volta a comprendere se Luca Sacchi, una volta attinto dal proiettile, avrebbe potuto fare qualche metro. No. In alcun modo, lei lo esclude totalmente. Un colpo del genere, lei ha parlato di un colpo dotato di un'enorme energia cinetica, già abbiamo sentito l'esperto di balistica, però ci interessava appunto il comportamento del corpo di Luca una volta colpito. Lei poco fa lo ha accennato, ci parlava di si è accasciato. Ecco, se può dirci meglio su quali basi lei lo può affermare? Allora, si è accasciato innanzitutto perché il tipo di lesione è una lesione gravissima che in pochi secondi, in pochi minuti determina quindi una perdita di coscienza del soggetto. Questo perché l'accumulo di sangue dovuto alle strutture all'interno dell'encefalo comportano una compressione dei centri del tronco cerebrale e quindi una perdita delle capacità cognitive da parte del soggetto. Ecco perché il soggetto si è accasciato immediatamente successivamente al colpo. Tenga anche in considerazione che comunque quando è stato attinto dal colpo l'energia cinetica si è trasmessa su tutto il soma partendo dalla testa, e quindi il soggetto ha perso comunque l'equilibrio e si è accasciato progressivamente a terra. È difficile affermare che abbia potuto camminare o
stare all'impiedi dopo essere stato attinto da questo tipo di lesione. Glielo chiedo perché è un dato che è stato parecchio approfondito anche durante l'esame della balistica. Avrebbe potuto accasciarsi come un birillo? In maniera rigida? Rigida? No. Come un birillo, in maniera rigida, questo proprio no, perché mi comunque c'è una perdita delle capacità neuromuscolari, quindi più che si accascia più che cade il soggetto, cioè non è un soggetto che è stato attinto da un cazzotto, perde conoscenza e cade a terra, lui si accascia perché ha una perdita dei riflessi e delle capacità neuromuscolari e quindi si accascia a terra più che cade a terra. Sono due sostanziali differenze tra caduta a terra e accasciarsi. Tant'è che poi, nonostante il complesso di lesioni a livello cranico, non c'era un polo d'urto da caduta a terra a livello cranico, non c'era un'escoriazione che potesse confermare la caduta e l'urto della testa. Lui si accascia e si accascia con la porzione laterale, col dorso sinistro. Quindi mi dica se ho capito bene, i segni che noi troviamo dall'esame esterno sono compatibili con l'accasciarsi, non con una caduta rigida del corpo. Senta, tornando ancora una volta al tramite, potrebbe essere appunto questa, che a noi serve il tramite per stabilire anche la traiettoria del proiettile, quindi potrebbe essere frutto di una deviazione magari dall'impatto con un osso duro, che quindi può aver deviato la traiettoria del proiettile in qualche modo? Ma dopo è che è stato attinto il soggetto. Cioè lei ha potuto osservare una linea retta oppure è una linea discontinua in qualche modo? Il tramite è una linea retta, ovviamente come ho detto in precedenza, nel momento in cui entra a contatto con la superficie, con la struttura ossea, il proiettile perde la normale stabilità perché ha un moto orizzontale e anche una capacità rotatoria, il proiettile ha due tipi di movimento, quindi una volta che entra è anche possibile che durante il tramite si sia, abbia perso queste capacità, questi tipi di movimento e si sia poi, invece di uscire in maniera perpendicolare abbia attinto sulla superficie lunga, la parte, sia uscito con la superficie lunga della struttura del proiettile, ma il tramite è sempre è rettilineo. Ecco, questa perdita di cui lei parla comunque non influenza la traiettoria, quello volevo capire. No, non influenza il tramite intrasomatico. Senta, volevo un attimino tornare sul foro di ingresso del proiettile, perché nella relazione lei ci ha aggiunto un dettaglio in più riguardo appunto alla posizione del proiettile in relazione al corpo di Luca e quindi all'entrata. Allora, come ho detto in precedenza, la diagnosi differenziale tra foro di ingresso e foro di uscita è prettamente, soprattutto nei colpi a distanza, si basa sulla presenza dell'orletto ecchimotico escoriato. La configurazione dell'orletto ecchimotico escoriato può variare a secondo di come il proiettile attinge il corpo. Cioè, se viene attinto il corpo o la superficie in maniera perpendicolare, l'orletto sarà circolare. Se invece attinge in maniera con un angolo differente da quello perpendicolare, si determina appunto lo sviluppo di un orletto ecchimotico escoriato di tipo eccentrico e quindi come in questo caso che risulta essere eccentrico, quindi l'orletto ecchimotico escoriato presente nell'ingresso permette di dire che
il proiettile non sia entrato perpendicolarmente, ma sia entrato con una deviazione obliqua, abbia attinto la cute in maniera obliqua. Io non ho ulteriori domande. Grazie, pubblico ministero. I parti civili, l'avvocato Salice. L'avvocato Salice per la parte civile. Sì, dottore, solo una ne ho. Lei mi corregga se sbaglio. Ha detto che le lesioni che Luca Sacchi aveva al gomito e al braccio, qui, secondo lei, non sono compatibili con l'urto che lui ha avuto al suolo nell'accasciarsi, anche perché ha detto che vi erano altre lesioni che secondo lei erano riconducibili a questo urto con il suolo. Se può ripetere dove erano collocate queste lesioni e di che genere erano? Quali? Quelle tutte o... No, quelle che secondo lei erano compatibili con l'accasciarsi al suolo. Allora, sono tutte a livello diciamo, dorsale di sinistra, quindi si trovano a livello del braccio di sinistra, terzo superiore, regione deltoidea di sinistra e regione scapolare di sinistra. Quindi sono tutte collocate in questa zona che diciamo, è compatibile con la caduta a terra, con l'accasciarsi. Mi inserisco adesso perché così completiamo. Io però volevo chiederle se mi può chiarire meglio le foto numero 7 e 65 della sua relazione. Non so se lei non è se me le fa vedere. Allora, la 7 e la 65. Perché è ripresa la parte posteriore sinistra del corpo. Allora io lungo la gamba, per dire la verità, sinistra, laterale, volevo sapere cosa quelle sono delle ipostasi, seppur minime. Quelle sono ipostasi? Okay. Quelle della gamba? Queste qui. Sto parlando quelle laterali, sì, però se guardi la 65 invece sono posteriori. Posteriori, perché comunque il corpo è stato adagiato con la superficie diciamo posteriore. Perché a me quella della foto 4 mi sembra più un ematoma che un'ipostasi. No? No, non... E poi ci sono queste altre due, invece quelle 7 che lei mi chiede. Che sarebbero, scusi, il numero così quando lo andiamo a rivedere? Può dire il numero? 7. La foto numero 7. Ci stanno questi due, diciamo, ecchimosi a livello della gamba, sia di destra che di sinistra, però trovano difficili interpretazioni dal punto di vista della genesi, cioè diciamo, non è possibile, ecco, valutare la genesi. Ma neanche la data, quando risalgono? No. Mi interessavano quelle specifiche che stanno tant'è a maggior ragione che ecchimosi si trovano anche a livello della superficie, diciamo, a posteriore e a livello della regione del sacro. Sì, okay. Mi fa vedere quelle del sacro, eccole perché qua. Sempre la parte posteriore centrale. No, a me interessava chiarire quelle che stanno sulla parte posteriore sinistra delle gambe rispetto a quelle rilevate nella parte sinistra dell'addome. Siccome lei ha parlato di un accasciarsi, volevo chiarire appunto se fossero, come lei dice, invece lei dice sono ipostasi, invece compatibili con questa caduta laterale, per cui prende la parte sinistra. Quelle a livello della regione deltoidea, della regione, sono ben definite, cioè si vedono e hanno un colorito viola scuro rispetto a queste qui.
ci dovrebbe essere la foto, io credo. Non so se vuole vedere altre foto, se vuole. Va bene. Quindi quella riportata nella foto numero 7 è un'ipostasi, anche quella che sta sulla parte superiore della gamba, quasi inguinale. No, lì mi sa che... È un inizio. Ritagliela un attimo. No, perché forse non mi ha... Ha due segni, uno è sulla parte superiore della gamba, è più o meno molto simile, è quello laterale che io le ho indicato, poi ha altri segni davanti, cioè se lei guarda il lato, il profilo della gamba... Sarebbero questi qua? No, Infatti, perché non ci siamo capiti. Guarda, mi posso alzare? Certo, guarda. Avvicinati, magari mettetevi la mascherina tutte e due se vi avvicinate. Allora. Questa è la gamba, c'ha questo. Ma questa qui non è chimoterapia. Questa, io mi sto riferendo a questo segno. Quale foto state vedendo? Sempre la La foto 7 di cui non ce n'è un'altra, che la foto nel lato 7 sinistro, mentre c'è Sarebbe sulla superficie laterale della coscia. C'ha diciamo, delle discromie, una in regione anteriore, qui, e una a livello della regione laterale. Però queste discromie, oltre al fatto che presentano una coloritura di colore marrone, quindi sono superiori a 10 giorni rispetto, ci sono il vecchino, sono superiori a 10 giorni, sono precedenti, sono molto precedenti, sì, e potrebbero essere anche delle discromie di cui il soggetto presentava prima, con delle discromie potanti. No, io avevo visto la foto in cui era girato. Ecco perché non ci trovavamo sull'ipostasi. C'era un'altra foto, mi ha fatto vedere due foto. Sì, ok, infatti il colorito è diverso. Altre domande da parte dei difensori degli imputati? Parte civile abbiamo finito, difensore imputati? Nessuna domanda? Presidente, se può dare atto che... Il Presidente D'Arcoleto, Pirino dovrebbe parlare urgentemente con l'avvocato, per favore. Sì. Chi chiama? Perfetto. Non ho capito. Un attimo che... Vediamo se parte la telefonata e poi la faccio parlare, avvocato. Sì, Pirino. No. Sì, no, dicevo non vuole telefonare con lei, non vuole parlare con lei? Ok, allora mi dico. Scorsa udienza io avevo capito che il controesame comunque si sarebbe fatto anche in questo caso con maggiore, completezza di cognizione, però voglio dire, se poi dobbiamo... Io posso fare due o tre domande, poi abbiamo i nostri consulenti, ci sarà il controesame dei colleghi, ci potremmo inserire, era una questione che, è similare a quella dell'altra volta, io posso fare due domande, poi successivamente... Quindi volete che il consulente del PM torni un'altra volta? Se ritiene la Corte di controesaminarlo, comunque di prevedere... Il medico legale? Presidente, se ritiene di ascoltare i consulenti anche tra loro in una sorta di confronto, ben venga, io credo che sia anche per tutti. Opportuno, assolutamente, quindi se magari possiamo indicare fin d'ora, io posso fare una domanda perché è un argomento tra virgolette abbastanza caro, è quello della forza cinetica che consente in un caso di accasciarsi e nell'altro caso di cadere a distanza, però ripeto, è una domanda, per tutto il resto probabilmente in contraddittorio possono essere poi trasmesse delle informazioni tecnicamente più sostenibili. Anche i vostri consulenti, sinceramente. Allora, non ricordo di avere... Questo Presidente, però ripeto, forse è un falso ricordo di chi ne parla. È un falso ricordo perché è stato detto chiaramente che era calendarizzato oggi l'audizione del medico legale e la Corte aveva detto in maniera chiara che
erano ammessi consulenti delle difese in modo da poter aiutare nel controesame. Io questo, dottoressa, sinceramente non lo ricordo. Tra l'altro mi pare che fosse una delle ipotesi rispetto alla quale poi si disse sarebbe in buona sostanza, no, Io chiesi di sentire tutti in presenza, diciamo, tutti i consulenti, eventualmente applichiamo il codice, il controesame si fa contestualmente, eventualmente un confronto, qualora ce ne siano presupposti di divergenze, nulla da dire. Mi interesserebbe molto, devo dire, però è evidente che ci sia un equivoco. Presidente, io non ho l'abitudine di non far venire consulenti se ritengo, cioè, è chiaro, no? Mi pare evidente, proprio perché era opportuno comunque farli venire, scusi avvocato, era oggi previsto l'esame, quindi... Presidente, era previsto oggi, io come sempre in agenda ho solamente esame dei consulenti e della parte civile, esame, non incontro esame. Sì, mi guardo attorno e vedo che mancano anche altri colleghi che evidentemente... Io quando dico esame intendo esame e controesame, sì, però... non è che mi metta a dire esame, d'ora in poi farò esame e controesame. Sì, ma attorno a me vedo che ci sono anche dei colleghi che immagino interessati all'argomento, non presenti, devo ritenere che abbiano nella loro, come dire, idea dell'adempimento processuale riservato il controesame ad altra udienza. Siccome tanto dovremo farlo questo controesame e siccome ci saranno i consulenti, io non credo che sia particolarmente oneroso per il consulente della procura magari intervenire nuovamente affinché si confronti liberamente su questioni che hanno natura squisitamente tecnica, squisitamente di natura tecnica. Può un difensore interloquire su un ematoma, secondo il Presidente? È ovvio che ci troviamo in chiara minorata difesa, mi consenta di dire pure questo. Allora, proprio perché qua il concetto è far capire alla Corte e ai giudici esattamente quali sono i termini tecnici della questione, io credo che sia oltremodo opportuno che si confronti con medici o professori universitari che sono a livello dell'ottimo consulente di procura. Devo dire che dai miei appunti era solo PM e parte civile. No, proprio perché è stato così, perché è partito dalla difficoltà di Figarelli. No, per testo qualcosa, ma completamente dopo. Però Presidente, allora noi chiediamo il rinvio dell'esame del nostro consulente perché prima terminiamo il controesame. Va bene. Perché non ha senso. Magari però cerchiamo di farlo. Possiamo farlo allora venerdì, tutto questo e completare tutto venerdì. Non lo so, le trascrizioni per quando è possibile averle con urgenza? Ma praticamente finito. Cioè è possibile averle giovedì mattina, questo è il problema. Giovedì mattina è proprio tempo massimo che posso. È possibile? Giovedì su udienza del venerdì, poi vabbè, certo una settimana prima no. Non credo che voi conoscete la consulenza pubblico ministero? Scusate. Ha aggiunto qualcosa pubblico ministero oggi il consulente rispetto all'elaborato? Quindi... No, ma è qualcosa che potete verificare anche come corte perché la produco in data odierna. Non c'è. Lei che mi dice per giovedì? No, non lei, no, la deposita in cancelleria e le parti chiedono la copia. Lunedì, mercoledì. Io sono, perdoni se interloquisco, perché io sono estraneo a questo tema di prova. Ecco, 9 novembre è la balistica già. No, ma già il 9 novembre è balistica. Avevamo il perito balistico, il controesame dell'avvocato Figarelli. Perché io chiedevo parlate uno per volta. Io no, ecco, come le rappresentai la scorsa, scusate se interloquisco un tema rispetto alla quale la mia posizione è eccentrica, ma il concetto è organizzativo. Siccome io, come lei sa, Presidente, avevo prospettato un'istanza di differimento del 9 che per ragioni organizzative più che comprensibili è stata rigettata, ma non so che cosa farà l'altra autorità giudiziaria. Se concentrassimo, lo chiedo alla cortesia dei colleghi e della Corte innanzitutto del Pubblico Ministero, questa attività tutta per quel giorno. Quindi perito balistico e medico legale. Io sono, ma non come può il dire, medico legale, non ribadisco, partendo dalla premessa, io a quel punto non avrei nessuna difficoltà eventualmente a non essere presente qui di fronte a voi. Io ha appena detto che non c'è. Giuseppe Cincioni, prego. Lui non può il consulente medico legale del PM, perché poi andiamo a finire.
poi andiamo al 17 novembre. Per lei andrebbe bene? Allora facciamo così. Quindi il 9 lasciamo solo la consulenza balistica. La difesa Spigarelli stava per dire qualcosa, Io stavo dicendo, poi il collega ha preso la parola, che anche per noi, vista l'indisponibilità sia degli entrambi i titolari della difesa, la possibilità di fare il controesame in una successiva udienza, ovviamente sì, e per noi sia il 9 che il 17 va bene, quindi. Il 9 la balistica, quindi. E come avevamo detto con l'avvocato Spigarelli, no? La balistica si parlava però, Presidente, il 9 del controesame del consulente e basta, però successivamente ci saranno anche i nostri di consulenti di balistica. Io preferirei sentirli contestualmente, perché sennò poi riprendiamo... Quindi li dobbiamo convocare, i consulenti di balistica per il 9, medico legale 17, giusto? Posso? Benissimo. E medici legali 17. Per quanto mi riguarda benissimo, prego, lascio la parola ai colleghi. Innanzitutto, avvocato Galluccio Mezio, sostituto di Spigarelli e Marcucci, sono subentrato alla collega. Come l'avvocato Spigarelli ha fatto presente all'ultima udienza, noi riteniamo che sia più opportuno seguire l'ordine di assunzione delle prove, cioè completare il controesame dei testimoni d'accusa e quindi sentire i consulenti della pubblica accusa. Poi, quando toccherà all'esame dei testimoni della difesa, sentiremo i consulenti balistici o medico-legale della difesa. Se poi emergesse all'esito, come prevede la legge del resto, l'esigenza di un confronto, potrebbe essere disposto, però noi vorremmo, non prestiamo il consenso a invertire l'ordine e quindi riteniamo più opportuno seguire prima la scansione. Se non c'è consenso, io ho capito che c'era consenso, perché fin dalla prima udienza avevo chiesto, per quello che riguardava le consulenze tecniche, di sentire... No, tant'è che non abbiamo disposto, non mi pare che sia stato disposto un confronto semmai, avvocato, proceduralmente si fa all'esito dell'esame. Io avevo capito che c'era il consenso vostro di... No, poi tra l'altro per la balistica è un tema molto delicato, perché ripeto, noi abbiamo anche quella difficoltà che già le rappresenta. Però spezzettarlo anche per i giudici popolari, oggi c'è il consulente del PM, dopodomani andiamo a allungare. Io avrei preferito contestualmente, con il vostro consenso chiaramente, a invertire l'ordine di assunzione delle prove che ricordavo era stato dato, allora, però mi dite che il consenso non a me non risulta, dato. Faccio rilevare questa cosa, poi mi riservo magari la prossima udienza di sentiti i titoli di difesa di assumere una posizione definitiva, però che a me risulti... No, dobbiamo saperlo adesso, chiaramente. Allora, per il momento non posso prestare il consenso, soprattutto per quanto riguarda la balistica, su cui ci sono anche dei problemi proprio organizzativi legati alla residenza all'estero di uno dei nostri consulenti. Sì, questo era stato già Era rappresentato. la ragione anche del rinvio, avvocato, insieme all'impegno di Spigarelli. Sì, certo. Era proprio questa? No, la ragione era per lo svolgimento del controesame, perché noi abbiamo un consulente residente all'estero, tra l'altro sono dei problemi anche di trasporto. Comunque io allo Stato non posso, faccio constare che non c'è il consenso all'inversione dell'ordine dell'assunzione delle prove. Per quanto riguarda le date del 9 e del 17, per noi va benissimo svolgere i controesami in queste date. Ma se voi fate... il controesame. Io volevo formalizzare comunque che dobbiamo seguire il codice. Il controesame deve essere concentrato con l'esame, poi eventualmente con i consulenti della difesa potranno far valere osservazioni di segno opposto, però stiamo moltiplicando le udienze in un periodo in cui è molto difficile avere le aule d'udienza, cioè siamo venuti incontro, io quantomeno vorrei che venisse messo a verbale il fatto che ad oggi la Procura non ha ancora ricevuto le consulenze tecniche difensive, quindi non sono mai state depositate e avevo già sollecitato, ancora non è arrivato nulla. Parlo degli imputati. Il controesame viene dato con ampi termini, abbiamo già rinviato l'escussione tra l'altro di un operante che poteva tranquillamente riferire perché doveva riferire soltanto sulle intercettazioni o ha consentito a rinviare. Io ormai mi trovo nella posizione di avere delle date di udienza ma di non sapere chi calendarizzare perché per un motivo o per un altro io venerdì c'è udienza, io non so chi citare venerdì. Mercoledì c'è l'udienza, però avevamo udienza anche venerdì. Quindi
però la subordinata era che avrebbero fatto tutti insieme, questa è la verità, su cui invece oggi sono venuto a riconoscere. Che vogliamo fare? Rinviamo per l'ennesima volta, perdiamo tempo. Obiettivamente le date le aule non ce l'abbiamo. Però perché poi c'era la licenza di fare tutti no, l'ho scritto. No, poi ho messo proprio esame PM e parte civile, altri giornali. Ma l'invito all'epoca. A questo punto andiamo per ordine, facciamo consulenti del PM, esame e controesame le prossime udienze, non facciamo più. Allora, dato atto che la scorsa udienza io ho messo l'appunto proprio, ho segnato che oggi era previsto l'esame del medico legale e del perito tossicologo del PM e della parte civile, quindi non so se dovete esaminare. Noi comunque non avevamo compreso che oggi c'era l'esame, il naturale controesame, perché non possiamo fare l'esame del nostro test e addirittura il controesame si deve finire quello del PM, mi sembra un po' tortuoso. Però scusa, io ho scritto esame del medico legale e del PM, cioè solo loro, ma non è che il controesame l'ho escluso. No. Quindi il controesame si può fare. Facciamo come l'altra volta. Facciamo il controesame, fate le domande, eventualmente si farà tornare poi se dovrete fare altre domande per chi, visto che comunque l'avvocato Spigarelli non c'è, almeno non perdiamo del tempo prezioso. Signori, io non so se vi rendete conto com'è in questo momento il Tribunale di Roma e l'emergenza epidemiologica. Rischiamo di non, io le aule tra poco, cioè per l'anno 2021 non ho trovato la stessa disponibilità delle aule d'udienza. Quindi non posso permettermi di finire udienza a mezzogiorno, questo è un problema. Non so adesso che ore sono. 15 minuti. Anzi, ancora prima. Quindi fate almeno delle domande, facciamo e poi la prossima volta chi non è presente farà il suo esame, il suo controesame, se non ha chiesto direttamente, come credo, l'esame del consulente del pubblico ministero, essendo consulente del pubblico ministero, farà il controesame. E voi farete eventualmente, vi lasciamo salva la facoltà di fare altre domande come se fosse un vostro test. Però perdere interamente... No, ma non è un problema, non è, Presidente, mi perdoni, non è un problema di perdere tempo o non perdere tempo, è semplicemente un problema di organizzazione dell'udienza. Pareva sinceramente chiarissimo che fosse previsto il solo esame. È chiaro che si può procedere anche al controesame, ma proprio vista la complessità era parso, non solo a me, credo un po' a tutti, che vi fosse un'udienza successiva. Mi pare che, scusi dottore, mi pare che si fosse trovato anche un accordo, come dire, per le vie brevi, affinché tornasse il consulente e si potesse confrontare con altri consulenti. Poi di fatto c'è un ulteriore problema, però non è che questo problema poi può ricadere, come dire, a monte sul problema principale. Il problema principale era che per oggi era stato a verbale previsto specificatamente il solo esame. Questo è successo, Presidente, poi sembra che ci sia sempre da parte mia, come dire, no? una puntualizzazione, però voglio dire, questo è stato, questo è. Nessuno può perdere, chi può perdere? E a questo punto andavamo anche avanti coi testi. Esatto, io avrei citato anche ulteriori testi. Ma infatti io ricordavo il tatuatore, credo. Mercoledì. Io però ricordavo che poi c'era qualche altro testo. Tutti per mercoledì gli Al altri. verbale c'è scritto esame dei consulenti medici, il PM ne aveva uno solo, no? No, Come medico, poi c'era il C'era anche la tossicologo. parte civile prevista però, per dirla tutta. Però quello era tutto. È chiaro. L'ottica. No. Va bene, per il futuro cambieremo atteggiamento. Insieme. Va bene. Sì, ma per E quindi me va se bene. lei ha mantenuto, Io- oggi abbiamo visto che... Però dopo non è che posso a questo punto, chiaro. Mi va benissimo che ci sia. Va bene, a questo punto non ci sono domande, mi volevo inserire un attimo io a questo punto. Senta, volevo chiedere, in virtù dell'esame autopsico, di quello che ha potuto rilevare e dell'estrema energia sviluppata, perché lei ha parlato di un'energia cinetica molto distruttiva del proiettile. Ed Alexander.
Voglio capire, ma è possibile risalire anche alla distanza? Allora, la distanza a livello medico-legale si basa sulla presenza dei cosiddetti fenomeni secondari, ovvero la presenza di affumicatura, la presenza appunto del tatuaggio che deriva appunto dalla penetrazione delle particelle incombuste nel derma e dall'azione di fiamma da parte dell'arma da fuoco. Ovviamente a livello, ritornando al caso del Sacchi, tutti questi fenomeni secondari non erano presenti, era presente soltanto la presenza di un orletto ecchimotico e scoriato, il che permette di dire che il colpo è stato sparato ad una distanza superiore ai 40-60 cm. Al fine di oggettivare la distanza di sparo è stato fatto anche un esame istochimico con l'odizionato di sodio, ovvero viene ricercata la presenza appunto di frammenti metallici tramite una reazione istochimica che risulta essere positiva nei colpi inferiori ai 40 cm. Nel caso di specie è stato completamente negativo l'accertamento istochimico con l'odizionato di sodio, il che permette di dire che il colpo è stato sparato ad una distanza superiore a 40-60 cm. Quanto superiore? Questo non... Va bene. Sì, va bene, volevo chiedere questo. Allora, a questo punto facciamo un attimo, rifacciamo tutto il piano organizzativo. Quindi mercoledì per cortesia pubblico ministero chi verrà? Ciaffarini, poi Berti e... Santa Croce, Rubini, Gravina, Saporita, Casamassima, Mosca. Sono quelli dell'altra volta, non sono... Allora, Ciaffarini. poi Berti o Santa Croce, Rubini, Aspetti, Berti o Santa Croce. Poi? Rubini, poi Gravina o Saporita o Casamassima, Gravina o Santa Massima. Casamassima Casamassima. e Mosca, tutti militari del RIS per intenderci. Mercoledì. Poi per il 30? Io a questo punto venerdì Ciaffarini è Tasatore. Io non so perché gli altri ce li ho tutti da... Lo sentiamo mercoledì? Mercoledì. Poi il 30? Il 30 io non so più... perché per un motivo o per un altro gli altri non li posso citare. Che sono legati a... Così io sono bloccata. Quindi o annulliamo quella del venerdì o completiamo, oppure cominciamo l'esame di Passante che deve riferire se per tutti va bene. Passante eravamo in attesa anche in questo caso. Ma sugli audio vocali e sulle copie forensi riferisce l'altro militare, non Passante. Passante riferisce sull'accertamento dell'attività di indagine e sulle intercettazioni. Tutto materiale che avete già a disposizione da lungo tempo. Sulle novità riferirà l'altro militare. Sulla Massari. verizia praticamente, sulla verizia dei poi qual è il tema specifico? Sì, cioè, allora Passanti riferirà sulle informative a sua firma che voi avete potuto già ampiamente leggere e di cui avete notizia, quindi io quantomeno è un po' il militare di riferimento che ci dà l'ottica di tutta l'indagine, anche la contestualizzazione delle intercettazioni, quindi... Sulle novità le difese ancora non hanno disposizione? No, hanno già avuto accesso. Ma per esempio l'ultima è stata... Allora, è disponibile... vabbè, però io l'ho resa disponibile da quando ho dato l'avviso, se poi... Scusate, no, non ho capito qual è il problema adesso. L'ultimo sono i tabulati. I tabulati li hanno avuti. Ma parliamo di venerdì, oggi è il venerdì mattina. La prossima avete la settimana? No, è venerdì 30 Il problema è che Passante solo sui temi che dovrà affrontare, secondo me ci fa fare quel cospicuo numero di ore d'udienza tra esame e controesame che, come dire, esaurendo il tema solo dell'attività di indagine e
e delle È intercettazioni. un test lungo passante, io lo comincerei quantomeno. Esame e controesame di passante venerdì. 30. Il 30, venerdì. Quindi Circoscritto per al quello che tempo. riguarda i testi, esame e controesame, La nuova signori, d'ora in circostanza poi, parliamo a di una parte paginetta e le mezzo questioni di che avete sollevato per i informativa. consulenti tecnici, tutti esame e controesame, non verrà più accolta salvo particolari motivazioni un'istanza di rinvio del controesame. Esame e controesame. Esame, quindi quando dico esame è esame e controesame. Perfetto. Prossima udienza? Passante venerdì. Venerdì passante. Poi c'è quella del 9 dove possiamo terminare passante perché verosimilmente Però avremmo è la il balistica. consulente balistico con la vabbè. difesa di Spigarelli. Sì. Passante potrebbe, anzi avrà certamente riverbero sulla mia posizione, quindi ora Ma io vi Passante pregherei di non sentiamo- farlo proprio il 9, perché il 9 come ho segnalato magari... Abbiamo detto il 30. No, però ora diceva il pubblico ministero, semmai completiamo Passante il 30, No. il 9, Vabbè. io non ho mai chiesto nulla, non Qualora il non- 9 magari... Vabbè, poi lo decideremo venerdì. Lo decideremo Venerdì ci mettiamo comodi e finiamo passante, esame e controesame. Io venerdì, Presidente, non prendo tanto alle 6 che pomeriggio, perché non si può nemmeno andare a Gli ristorante. orari io posso- sono contingentati per ovvi motivi, per l'emergenza Per non altre possiamo, ragioni. però nel caso di venerdì 30 andiamo Ma a Rallegri. noi nemmeno a cena potremmo andare, quindi va bene, Presidente. Poi ci abbiamo dopo il 9, No, il 9 a questo punto. il 9 è passante, No, il 9 è la balistica. il 30 è passante, sì, 9 è scusate. balistica Il 9 sì, è quella di Spigarelli e la balistica. e gli altri. E tutti quindi per il 9 Allora, è il 17 novembre, terminiamo controesame del lui. consulente balistico, controesame non solo dell'avvocato Spigarelli ma di tutte le difese. Allora no, ricomincio dunque, facciamo così, allora il 28 l'ha scritti tutti i testi che ha detto il PM, perfetto. Il 30 abbiamo esame e controesame del test passante sulle indagini e le intercettazioni. Il 9 abbiamo il controesame dei consulenti balistici, che per gli esperti del RIS sostanzialmente, no? La Sì, è sezione già stato balistica del diffidato in udienza a tornare. Sì, è stato già diffidato. In realtà il vostro è finito, deve consegnare l'avvocato. Sì. Gli altri sono pure finiti. No, se l'erano tenuto la consulente. Spigarelli E l'avvocato che ha iniziato a fare delle domande Sì, però avevamo le detto che altre avremmo parti dovuto. hanno già terminato. Avete tutti terminato, gli altri, a parte lei, avvocato e l'avvocato Spigarelli, le altre difese hanno Mi terminato? pare che ha fatto le domande all'avvocato. Sì, l'avvocato Ciampa le ha fatte. La parte sì, civile perfetto. l'ha fatta Le pure, parti quindi civili. questo per organizzare i tempi. Poi, quindi abbiamo... Quindi Quindi il... possiamo prevedere qualche altra cosa probabilmente. Sì. ma... Per il 9. Sì, praticamente... Medico legale non c'è. No, il non collegare può. purtroppo ha detto. È anche, come dire, no, omogenea, Però proprio non ce la dell'assunzione fa. della prova. Quindi dovete aiutarci a trovare qualche altra cosa e poi fare quella I medici successiva. legali li possiamo dire. Senatore. Però se potesse tornare, Poi avevamo il 17. potesse comunque tornare, non il 9, ma l'udienza successiva. Il 17. Il 17 Poi abbiamo il tornerà. 17. Medici legali. Quindi questa data del 17 sarà bene che ve la Tutti i segnate. medici... Sì, certo tutti. Controesame e gli altri medici legali. Siamo il controesame del consulente. E di chi? Quindi il 17 è solo il consulente del PM controesame? Sì. Perché non c'è il consenso per sentire contestualmente anche i vostri consulenti. Allora, sicuramente il consenso non c'è per la balistica. Per il medico legale No, non c'è- posso assumere una posizione, se posso far sapere entro mercoledì se ci fosse il Alla consenso a prossima sentire udienza. anche il nostro, ma mi sto riferendo Va al bene, consulente allora medico. ci fermiamo così al 17 col consulente medico legale del pubblico ministero, più c'è la riserva
per capire se possiamo... 17 o che è? Il medico legale, per sentire anche consulenti medico-legale delle parti, delle altre parti. Il 17, quindi sicuramente il controesame del consulente medico-legale del PM e i difensori si riservano di prestare il consenso per l'esame dei CT balistici in quella stessa, dei loro CT balistici in quella data. Va bene, ce lo fate sapere mercoledì, va bene? Certamente. Poi a questo punto pubblico ministero, poi avremo, va bene, il perito per quello che riguarda i file audio e quindi anche... Abbiamo detto il 9 novembre tutti. No. 9 dicembre, perdonatemi. Stavo pensando dicembre, ho detto novembre. No, volevo un attimo fare il punto, tanto visto che è... Perri? Perché poi non abbiamo, a me non risultano più udienze... Quindi il 9 dicembre... Bastante lo abbiamo anticipato. Per tutti di questo... completerà. Il 9 dicembre? Il 9 dicembre, esame, controesame per tutte le parti di... 9 dicembre parliamo del CT Perri, Massari del nucleo investigativo. Quello che deve riferire su queste novità, no? Sì. Si chiama Massari. Sì, lui riferirà su tutta l'analisi delle copie forensi dei cellulari. Quindi sia quello vecchio che quello nuovo. Massari. Poi è chiaro che Passante vi farà riferimento incidentalmente per spiegare lo sviluppo dell'indagine. A dicembre c'è solo Massari. E Perri. Il ferito Linnella più Perri. Esame e controesame. Segnatelo tu. Sì, il 9 novembre esame e controesame. 9 dicembre. 9 dicembre, scusate. Quindi abbiamo perito Massari e Perri. E poi abbiamo anche il 10 dicembre. Sempre Passante e Massari avevo previsto. Di nuovo, perché avremmo, io avevo scritto per il 10 dicembre era previsto l'esame del perito del... Abbiamo messo il 9. Il 9 perché anticipando Passante non abbiamo più bisogno di... Corretto, era il 9, sì. Mantenere il Quindi, 10, prima era perché era il 10. Il 10 potremmo esaurire altri testi? Il 10 io pensavo di chiamare Piromalli. Piromalli, Casale. Come? Piromalli e Casale. Casale. E poi lo volevo verificare perché Rispoli non c'è nella lista testi PM. Va bene, poi vuole Salvo poi sì, riferire nel proseguo. Va bene signori, allora ci vediamo mercoledì. Che giorno è mercoledì? Oggi che è 26-28. Mercoledì 28 ottobre in quest'aula alle 9:30. Cortesemente io non so se alle scorte posso chiedere di essere più puntuali, perché iniziamo sempre alle 10:30, è tardissimo, io ho anche una riunione in presidenza nel primo pomeriggio, quindi vorrei sentire... Lei deve tornare il 17... Quindi... Come mai arrivano così tardi? Un attimo. Mettiamo, Teresa, anticipiamo l'orario della traduzione, perché arrivano troppo tardi. Tutta ore 9, non è possibile. Allora, prima che tutti vadano via, il PM aveva una produzione documentale. Allora un attimo, l'udienza non è tolta per cortesia. Il PM deve fare una produzione documentale se vi interessa. Allora, un attimo. Allora, deposito in data odierna appunto l'originale della relazione medico-legale con il fascicolo fotografico, poi all'allegato 2 vi è tutta la documentazione sanitaria a cui ha fatto riferimento il medico-legale e poi all'allegato 3 ovviamente come documento deposito la sentenza di condanna emessa nei confronti di Princi a seguito del giudizio abbreviato. Come documento. Come mero fatto storico è stata messa la sentenza. Chiaramente non è utilizzabile. Non per la prova dei fatti contenuti. No. L'intera come sentenza fatto storico per dimostrare che è stata interamente depositata la sentenza, ma non possiamo ricavarne alcun elemento.
È un fatto ormai credo notorio per chi segue questo processo. Il fascicolo fotografico lo avete... Sì, e per quello che riguarda la consulenza medico-legale del perito del consulente tossicologo, l'originale dovremmo avere agli atti? No, avete una copia, però non essendoci cose colorate o altro, fotografie bene, non... teniamo quella. Ci sono problemi? No. Presidente, chiedo scusa, mi servirebbe, il De Professor Armando mi aveva chiesto di portargli copia dei suoi precedenti certificati di tossicodipendenza perché li deve dare al CERT interno, volevo essere autorizzato a consegnarli. Me li fa vedere costantemente così. Ha recuperato, Sì. Grazie. No, lo so, l'ho visto. Però non lo posso... Vabbè, quando Prima si avvarrà, quindi... Ma delle consensi di parte si possono avere per vedere che cosa... li vorrei anch'io. Allora diamo atto che l'avvocato Ciampa è autorizzato a consegnare... Tirino, quello del bastone. Quindi c'è il simbolino. Ma per il Covid? Perché ho sempre autorizzato. Forse sarà per il Covid, avvocato, mi dispiace. Deve andare in carcere. No, per carità, non mi risultava, forse sarà per il Covid per evitare che vengano. È una cosa recente. Va bene, grazie. Quindi avvocato deve andare in carcere. Allora, va bene, ci vediamo mercoledì. Nuova traduzione degli imputati detenuti. È a disposizione del carcere, non possiamo fare niente, Presidente. Dovrà venire qualcuno a colloquio con lei, glielo consegna. Oppure vanno alla matricola e chiedono di consegnarglielo. Non si può fare altrimenti. L'avrei autorizzata ma non posso. In questo momento col Covid è tutto stravolto. Avvocato, a loro serve in carcere o serve qui? No, in carcere credo. Per il CERT, capito? Vabbè, manderà il ragazzo, Capito, ma se noi disponiamo E l'acquisizione chi ci come fa lui? Non documento ce l'ha, non dell'imputato glielo e poi l'imputato ci chiede di portarli alla sette che ci dicono che no. L'imputato si chiede, no, lui lo vuole portare dentro il carcere, per farlo al sacco del carcere. Io non glielo posso dare, anche se io lo acquisisco, non glielo posso dare perché non glielo posso dare. Dovrebbero trasmettere al setto del carcere la documentazione proveniente dall'imputato, noi lo potremmo fare. Sì, che non è che È una cosa un po'. Sì, no, volendola aiutare, lo si può fare. Mandiamo via fax. Avvocato, lo vuole produrre, glielo trasmettiamo via fax? Tramite la cancelleria, se Teresa è così gentile che ce lo fa. La collega, devo dire, non sono stata io. No, vabbè, nel senso che il merito o demerito è suo. Va bene, allora Teresa? Allora, l'avvocato Ciampa produce alla Corte documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza di solo Armando De Propris, no? Giusto? Ho capito. Il documento proveniente dall'imputato e ne curiamo di nuovo Sì. la fatta. Dispone l'acquisizione, non è che proviene dall'imputato, no? Potrebbe produrre in qualsiasi modo. Non mica proviene da lui questo. No, andiamo alla tradizione, non viene da lui, viene dall'avvocato. Due fatti che c'è della materia. Questa documentazione sullo stato di tossicodipendenza che noi potremmo acquisire. La acquisiamo noi e poi disponiamo. Allora, quanto di competenza? Allora, dispone l'acquisizione di documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza De Propris Armando e dispone, possiamo farla a cura della cancelleria, l'inoltro via mail, non so come lo mandate,
alla casa circondariale di Rebibbia, no, è una casa circondariale, alla casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, per la consegna, io darei a lui e poi lui va, perché siamo più sicuri. Per quanto di no, lo devi restare anche a lui, però porta il servo. capito, c'è problema. Appunto, se tu lo mandi al servo, chissà quando glielo Lo stai portano. dicendo e glielo rimane. Hai capito? Io ho paura che poi glielo danno giovedì, lui ha detto mercoledì deve andare al servo, no? Siccome ci va lui, vabbè, ho capito, a prescindere dal merito. Io glielo farei a lui per l'inoltro. Vabbè, visto che non glielo fanno avere, così con la carta. Per l'inoltro al detenuto e successiva consegna al FERT di Rebibbia, così si capisce il motivo. Per l'inoltro al detenuto e successiva consegna a cura dello stesso al FERT di Rebibbia, capito? Quindi glielo danno e poi lei lo porta al FERT. Quando lo possiamo mandare? Dopo l'udienza, Teresa, oggi pomeriggio? Quindi oggi va e poi si informi. Sono questi, sono documentazione sanitaria, saranno 30 pagine, se mettiamo. Però? Fax, tramite fax. Il fax non ce l'abbiamo. E lo facciamo da capo a piedi. Io ho chiesto se era possibile tramite, aspetti avvocato Ciampa un attimo, e tramite cancelleria, se poi non lo possiamo fare allora lì. No, perché dovremmo scansirli e mandare una mail. Se li scansioniamo, li memorizziamo e li mandiamo in allegato. Eccole, queste. Va bene, ci proviamo. Avvocato, magari faccia una telefonata per scrupolo più tardi in cancelleria, se ci siamo riusciti. Tanto ce l'ha un'altra copia? Va bene, grazie, l'udienza è tolta. Arrivederci.